Amici Valli, benvenuti al D-Day, al giorno della verità, la sfida voluta, cercata ed inseguita. Una cornice di pubblico straordinaria, 7.000 persone oggi allo stadio Mario Battaglini per la finale scudetto 2014-2015 tra Femici Z Rugby Rovigo Delta e Calvisano. Antonio, ci siamo? Ci siamo, come sempre, buon rugby a tutti. E questo è l'entusiasmo che sentite dal Tempio, un clima incandescente, un'atmosfera devastante. Di più non si poteva chiedere a una città, a un popolo, a una comunità rugbistica che da 25 anni sta aspettando questo momento. Compie 43 anni, speriamo sia un bel compleanno. Parte Seymour E ci va. in mezzo ai pali, per cui al quarto minuto del primo tempo Calvisano avanti per 3-0. Diciamo nelle altre partite è un punto forte che un po' sta venendo meno. Vediamo. Assolutamente, siamo in questo momento in equilibrio tra i due pacchetti per quanto riguarda il discorso mischia e drive. Dobbiamo solo stare attenti perché loro sono molto bravi a salire al limite del fuorigioco. Questo è un problema che possiamo risolvere mettendo un po' di pressione alla difesa di Calvisano. Attenzione Calvisano con Castello, il capitano, messo giù molto bene. C'è un vantaggio però per Calvisano. Si stanno giocando un vantaggio. Sì, vediamo, prova a ripartire con un pick and go, muove l'ovale. Seymour, cross kick, attenzione, e c'è la meta del Calvisano. A giocare rilassati, nel senso di giocare con buon possesso, con una buona prestazione, ma L'Acquaglio dice no. Forza ragazzi, sia in campo sia sul palco, non ci opponiamo. Belardo, la presa sicura. Eccolo qua. E qua calpesta un giocatore a terra. Attenzione, ci avviciniamo a Costanzo. Vediamo Marius Mitrea cosa decide. Finisce con un richiamo. No, il richiamo non può essere. Ha le mani nel taschino, è rosso. Ed era giusto così. Ma facente parte della Union australiana. Parte Ben Seymour, il calcio. Centri pali. Qui è importante gestire bene questo possesso, portare a casa l'ovale e partire da una buona piattaforma. La spinta di Rovigo è buona. E c'è il fallo, molto bene, calcio. bene. Questa la mette e mi tocco. C'è. Andiamo. Sistep. L'australiano a grande concentrazione del giocatore arrivato da Bourg-en-Bresse quest'anno. Easy. Palo. Mamma mia. Al 26esimo. Mi sa che Castello non ce la fa, porca miseria. Sì. Non riesce. Ragazzi, ce la stanno mettendo su un piatto d'argento. Boggia, primo blocco. Adesso dobbiamo andare dentro. Ragazzi, dobbiamo andare dentro a tutti i costi. C'è la meta. Time out. Ma ne avremo ancora per almeno, secondo me, una decina di minuti. Niente Meta. Il man of the match delle due squadre. Adesso vediamo il drive del Rovigo. Non lo so. Adesso c'è molta confusione nel punto di incontro. Se noi non soffriamo non stiamo bene. Sicuramente è una partita intensa, prima con dei pick and goal attorno al raggruppamento. Cerchiamo di far male. Ancora lì, guadagniamo centimetro dopo centimetro. Forza ragazzi, gli ultimi sforzi. Muoviamo l'ovale con Denis Majstorovic che pesta sui piedi. Fuori l'ovale. Giorgio Bronzini. Mai un ovale di qualità, Mai. Non abbiamo mai avuto uno. Giochiamolo lì. Vediamo con i nostri avanti. Steffi. Billingawini. Braccato. Grande densità, difficoltà di trovare spazi. Prova Edo Lubian. Continua a suonare le cariche Edo Lubian. C'è un vantaggio a Rovigo. Edo Ruffolo. Ci prova lui a spingere sui piedi. Macinare. Proviamo lì, ancora. Caffo.
Ancora altra fase, sì, la meta Rovigo, forza, Eccola qua. forza. Quando manca 1 minuto e mezzo al termine della partita, parte Stefan e la mette, Stefan la mette. Ok, riparte Ben Seymour, potrebbe essere l'ultimo possesso per Rovigo questo. Bilingawini, Lucio Rodriguez, oh mamma mia. C'è lì in avanti Denis Majstorovic. E finisce il match. Calvisano campione d'Italia. Neanche nei peggiori film horror. Bisogna dire che Calvisano ha meritato questo titolo per quanto fatto vedere in campo quest'oggi. Nulla da eccepire.